Buongiorno a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di nuova pedagogia. Come sapete, da un po' di tempo vi stiamo parlando del progetto Scuolagire, che con il 2004 avrà un nuovo restyling perché sarà adattato ai programmi parauniversitari della Libera Università, per cui ci è sembrata una buona idea farvi conoscere alcuni dei nostri operatori ormai storici, operatrici storiche, che sono le persone che hanno, diciamo, iniziato il percorso di Scuolagire anni fa. Noi siamo adesso all'8° anno di attività, e farvi vedere un pochino che cosa era successo, insomma, nella loro vita dopo l'incontro con Scuolagire e la nuova pedagogia. E oggi vi presento Alessia. Ciao Ale! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Allora, Alessia è una delle persone che ha frequentato, ne avete già conosciuto qualcuno, ha frequentato il primo corso di Scuolagire, quello del gruppo storico di Viterbo. Alessia adesso vive nel Lazio, a Rieti, vicino Rieti, e ha una storia interessante. Alessia, comincia a parlarci però del prima di Scuolagire, cioè come ti sei avvicinata a questo percorso, e poi magari ci racconti anche tutte le difficoltà che hai avuto, perché tu hai fatto tanti chilometri per poter seguire il percorso che all'epoca era dal vivo, e dopo insomma arriviamo al presente. Allora, parti pure. Ok, rapidamente ci provo. Per me tutto il mio cambiamento, la mia storia ha preso un'altra strada dall'arrivo dei miei figli. Dall'arrivo dei miei figli ho iniziato una ricerca personale ed autodidatta per quanto riguardava la pedagogia, la fisiologia, la psicologia dell'essere umano. E quindi ero alla ricerca di strumenti per educare i miei figli a quelli che sentivo dei principi più vicini ai miei, che però non avevo ricevuto. E quindi era una continua ricerca, un continuo studio su questo, nell'accompagnare nel frattempo i miei due figli. E ero arrivata a un punto in cui sentivo la necessità di avere degli strumenti più che altro non di conoscenza, ma di lavoro interiore. E ricercando questo è apparsa Adele. È apparsa Adele, c'è stato un incontro con Adele e partiva il primo corso di Scuolagire nel Lazio, a Viterbo, e io sono nella provincia di Rieti. E quindi ho riflettuto un pochettino, diciamo, all'idea di fare i viaggi, insomma, e poi all'epoca Scuolagire durava 2 anni e insomma, quindi ci vedevamo una volta al mese, insomma, i miei figli erano relativamente piccoli ancora, quindi ho riflettuto un po', poi ho detto, vabbè, ero alla ricerca di questo, Scuolagire offriva un percorso che proprio mi risuonava in quello che cercavo, quindi ho accolto quello che era raggiunto e quindi ho iniziato questo percorso con Scuolagire. E nel frattempo io con i miei figli facevo già istruzione parentale, avevo sicuramente delle basi di pedagogia, però Scuolagire mi ha offerto tutto quello che è stato un lavoro interiore per raggiungere degli strumenti sicuramente di conoscenza di me stessa, cosa che fino allora non avevo fatto, insomma, parliamo di 36-37 anni. No, hai detto 8 anni fa, quindi 34. E quindi niente, insomma, c'è stato tutto un percorso insieme a Scuolagire dentro di me, perché ovviamente tutti i percorsi offrono degli strumenti, però poi il lavoro è nostro, è personale, individuale, e io sento di aver iniziato lì tutto quello che oggi proseguo, insomma, quindi di tutta una scoperta nell'equilibrio interiore che poi, insomma,
per ognuno è diversa, insomma siamo anime in cammino, quindi sto ancora in cammino, però sicuramente da lì è partito tutto un altro modo di osservarmi e di osservare il mondo che mi circonda. E quindi dopo Scuolagire cosa è successo? Beh, già con Scuolagire diciamo che io sono arrivata anche ad ottenere degli strumenti in più, non solo a livello interiore, anche a livello, diciamo, professionale, chiamiamolo così. Quindi grazie appunto a un grande dono di tante persone ho potuto frequentare il corso di Arno Stern e quindi sono diventata praticienne del Clolieu e quindi mi sono aperta a questa diciamo pedagogia e un po' la riporto anche in tutto quello che faccio, quindi nel Clolier si è serventi del colore. Io mi sento un po' a servizio, quindi servente del processo d'apprendimento di bambini e ragazzi, a volte anche degli adulti, perché comunque è un lavoro di accompagnamento dei bambini, dei ragazzi, ma anche dei genitori, che siamo tutti alla ricerca di strumenti. E quindi con Scuolagire, oltre ad aver appreso altri strumenti, sono partiti poi successivamente dei progetti riferiti a famiglie che praticano l'istruzione parentale e quindi di supporto e di condivisione che nel corso di questi anni insomma si sono evoluti. Io ho lavorato diversi anni sostenendo famiglie singole, anche gruppi, e poi da 4 anni a questa parte invece abbiamo un progetto comunitario dove insomma siamo stati 6-12 famiglie, insomma siamo sempre in evoluzione, che si avvalgono dell'istruzione parentale per i loro figli e condividono questo cammino e io insomma porto avanti questo progetto. Beh, mi sembra una cosa bellissima, voglio dire, rispetto a come ti ho conosciuta, che eri talmente timida che non parlavi per tutto il tempo. Io ho questa immagine di te come uno scricciolino che stava in un angolo, seduta, accartocciata, tutta piccolina, e adesso invece veramente, come io dico sempre, quando poi noi ci rinforziamo, siamo anche in grado di diventare colonne per gli altri, perché questo dovrebbe essere lo scopo, no? Apprendere e comunque, voglio dire, io questa cosa io la vorrei la vorrei sottolineare, perché per molte persone che mi contattano, soprattutto persone che sono laureate, persone che magari sono già insegnanti, tutti mi dicono, non tutti, ma alcune di loro mi dicono, ma non c'è la necessità di una nuova formazione, perché chiaramente è un investimento di tempo, di denaro. Ma la mia, insomma, io vorrei che tu raccontassi anche questo, del sacrificio che è stato anche per te portare avanti questi 2 anni di studi, un sacrificio economico a livello familiare, lasciare i bambini una volta al mese, insomma, era una cosa impegnativa che però, secondo me, dal mio punto di vista, ma non perché l'ho creato io questo progetto, ma soltanto perché è stata anche la mia esperienza. Cioè, anch'io ho fatto dei sacrifici quando ho iniziato a fare tutto il percorso della nuova pedagogia con mia figlia, ho investito nella mia formazione, cioè c'è sempre secondo me ci deve essere un periodo di destrutturazione per poi ricostruirsi, perché sennò qual è il pericolo? Che noi mettiamo nella scuola parentale gli stessi schemi dai quali siamo usciti e di cui ci lamentiamo. Come la pensi tu? Assolutamente sì, c'è bisogno di descolarizzarci prima noi e poi di poter accompagnare i bambini, i figli, i ragazzi, insomma, da educatori e da genitori in un modo differente, perché sennò si rischia di rimettere in scena sempre gli stessi copioni e quindi di riportare a loro quelli che sono i nostri condizionamenti appresi. E se si vuole cambiare paradigma bisogna prima di tutto intervenire su di noi e quindi
formarci, ma ancora prima destrutturare tutto quello che abbiamo. Quindi ovviamente sì, inizialmente ero un po' titubante anche io sull'impegno in quel momento, insomma, anche della mia vita, però credo che, insomma, poi io sono stata molto spinta dal mio compagno Giovanni, e quindi è stata una scelta sicuramente familiare, e reputo che, insomma, anche il sostegno suo, l'essere in due, no? Tante volte nell'istruzione parentale anche si parla di divergenze fra i genitori nella scelta. Secondo me è importantissimo che ci sia sintonia, perché il papà anche gioca un ruolo importantissimo anche e soprattutto nella educazione e nell'istruzione e nel sostenere la compagna o la famiglia, o qualora anche, insomma, in prima persona si occupa, perché ho conosciuto anche papà che in prima persona si occupano appunto dell'istruzione, almeno in alcune competenze. Quindi sicuramente ci vuole un lavoro sinergico a supporto di questo. E poi vabbè, essendoci passata, posso dire che, insomma, ho fatto una scelta costruttiva, buona, e sicuramente lo rifarei. Lì per lì, ovviamente, certo, quando uno deve prendere un impegno c'è sempre qualcosa che ti frena, no? Dentro la testa, quindi posso, non posso, è lontano. Ho passato da quella fase lì ad ascoltarmi ogni volta, sentendo semplicemente quello che mi fa stare bene, quello che è connesso con me stessa, e seguo questa strada poi dopo Scuola Gira, insomma, nelle scelte. Lì era sicuramente un tipo di scelta fatta più profondamente ma inconsapevolmente. Sì, infatti apriamo anche il capitolo, anzi il paragrafo dei compagni, che secondo me è importantissimo, perché per esempio io quello che ho potuto notare a livello statistico è che le coppie che si avvicinano all'educazione, diciamo, alla nuova pedagogia, hanno, diciamo, due possibili esiti: o si rinforzano, e non a caso Giovanni, il tuo compagno, è dal mio punto di vista uno che ha fatto Scuola Gire senza aver frequentato nemmeno un giorno, perché so che gli hai passato i tuoi libri, avete parlato degli argomenti, cioè alla fine anche tu in qualche modo lo hai formato, o comunque gli hai dato più strumenti parlando e discutendo con lui di tutto quello che stavi studiando. Oppure può succedere, e questo è anche un esito, di coppie che si separano, perché fondamentalmente questo percorso, essendo un percorso, diciamo, di destrutturazione ma anche di costruzione personale, magari evidenzia delle lacune, e alcune, insomma, delle queste coppie decidono di prendere altre strade, il che secondo me anche questo è un bene, perché è inutile tenere in piedi relazioni, fra virgolette, morte o comunque non vitali, questo anche a beneficio dei figli, mentre invece i bambini hanno bisogno magari di genitori diciamo più centrati, più sereni, e quindi a volte anche allontanarsi può essere motivo di serenità. Io lo dico perché, ripeto, ho avuto diversi casi sia nell'uno che nell'altro caso, ed è un argomento secondo me importante, perché la nuova pedagogia non si può fare da soli. Altra cosa, secondo me, è l'ultimo punto con cui chiudiamo, Alessia, è quello di dirti quanto è stato importante lavorare in un gruppo. Beh, lavorare in un gruppo è sempre una risorsa. L'essere umano è un essere sociale che ha bisogno di creare relazioni, creare sinergia, fare rete, e quindi lavorare in un gruppo è una potenza, è una forza. Io cerco di portarlo avanti anche con i ragazzi e i bambini che seguo, e vedo che comunque c'è bisogno, ci hanno allontanato da questa modalità di ricchezza, perché ognuno offre un proprio talento, un proprio dono, ed è
talento ben speso se è a servizio dell'umanità, no? E quindi per diventare a servizio dell'umanità si deve lavorare per far sì che anche l'intelligenza interpersonale faccia la sua comparsa, quindi dobbiamo essere in grado di lavorare insieme e credo che nel lavoro poi soprattutto su se stessi che abbiamo fatto con Scuola Agire si crei un'unione particolare, perché comunque si va a lavorare su quello che è il proprio vissuto, le proprie dinamiche, e quindi facendolo insieme ci si unisce ancora di più. In un'epoca in cui questa deve necessariamente essere una risorsa, una ricchezza, è un vantaggio evidente, insomma, lavorare insieme, in gruppo. Sì, questa è la cosa sulla quale io sottolineo sempre, sul fatto che soprattutto adesso sentirsi soli in quest'epoca è molto faticoso. Come dice il maestro tibetano che noi studiamo nei nostri percorsi, nel futuro sopravviverà solo chi vive in gruppo, e noi lo stiamo sperimentando, insomma, questi 3 anni ce l'hanno insegnato che chi è riuscito a creare un gruppo comunque se l'è passata sinceramente meglio. Ma vorrei chiudere questo nostro incontro, io ti ringrazio tantissimo Alessia, ricordando di nuovo la meravigliosa esperienza del Clorie, perché mi ricordo che sono stata anch'io con te in Svizzera a fare questa cosa, e mi ricordo che quando abbiamo deciso di fare il Clorie, in quel momento io mi trovavo a fare World Schooling in Messico, e mi ricordo che ti ho scritto e ti ho detto, ma tu lo vuoi fare il Clorie? E tu mi dicesti, ma non posso, non credo. No, scusa, Ale, ma lo vuoi fare, sì o no? E tu mi hai detto sì, Sì, e sì. allora lo farai. E tu lo puoi dire, è vero che volere è potere? Assolutamente sì, volere e potere. Volere e potere. Ce l'abbiamo fatta, siamo partite, abbiamo fatto questa meravigliosa esperienza che ancora adesso portiamo avanti, e che diciamo il Clolie di Arno Stern è comunque uno degli strumenti che noi abbiamo con Scuola Agire, perché per esempio sosteniamo la biodanza per quello che riguarda il laboratorio di arte, diciamo, in movimento, la musicoterapia, il teatro evolutivo, che è l'altro strumento che io cerco di portare avanti, perché a Scuola Agire diciamo che noi diamo tantissimo spazio alla creatività, all'arte, mentre invece lo sappiamo nei curriculum tradizionali l'arte è all'ultimo posto, mentre da noi è al primo. E detto questo, io penso che veramente è importante sentire come si sviluppa un progetto di vita di qualcuno che ha incontrato e ha sperimentato e ha messo in pratica quello che è poi alla fine, come possiamo dirlo, un movimento, un atteggiamento, perché Scuola Agire fondamentalmente è una filosofia che poi ti dà degli strumenti pratici per mettere in atto, tramite atti di volontà, i progetti della tua vita. Allora, Sì, Alessia, io io ti chiuderei saluto. con il fatto che bisogna coltivare bellezza. Sì, è per quello che ci serve l'arte. Dobbiamo far vivere i bambini nella bellezza, non nella paura, Certamente. non in quelle strutture che sembrano dei carceri. Infatti, per esempio, Alessia ha la sua scuola in un posto meraviglioso in campagna, i bambini hanno molto contatto con la natura. Insomma, diciamo che in una scuola di nuova pedagogia è impossibile che sia una scuola che non abbia uno spazio all'aperto, perché lo spazio all'aperto è fondamentale per far capire ai bambini i ritmi della natura, il concetto di ciclo, eccetera, eccetera. Quindi non si può fare nuova pedagogia al chiuso o comunque in un posto che non abbia uno spazio all'aperto. Va bene, allora Bene, tanta bellezza, grazie Alessia, tanta bellezza a tutti voi. assolutamente sì. Un bacione e ci vediamo alla prossima chiacchierata. Arrivederci.